Dal campo al banco, questo è il nome dell'azienda che coltiva ortaggi, mi trova a Bizzuno di Lugo di Romagna e l'azienda è strutturata appunto nella coltivazione di ortaggi. Gabriele Tesselli che li sta raccogliendo in questo momento, questi non li ho raccolti io ma li ha raccolti lui. Buongiorno Gabriele, allora qua abbiamo fatto una piccola anticipazione di quello che tu produci in questa azienda. Allora, due parole, un'azienda che tu conduci con la moglie che incontreremo più tardi perché c'è anche un banco oltre che un campo e hai puntato molto sulle ortive. Allora, innanzitutto l'orto vuole l'uomo morto, no? Dicono, è sempre stato detto così. Si fa fatica, bisogna fare tutto molto manualmente. In schiena. Allora, cosa coltivi in questo tuo campo? Vedo tanti ortaggi che in questo momento sono quelli, diciamo, invernali, però insomma qua tutto l'anno si coltiva. Qui tutto l'anno si coltiva. Qui adesso c'è del gran cavolo e radicchi, finocchi e poi di là un po' di spinaci. Ho i carciofi per la primavera. E poi ci sono le fragole. E poi ci sono le fragole. Poi sono pomodori e tanto altro. Come tutto. Nasce la tua azienda? È nata praticamente facendo lavorare la mia compagna che finito la scuola doveva cercare lavoro e... Tu avevi un'altra occupazione prima, no? Quindi eri dipendente di un'azienda. Io ero dipendente di un'altra azienda. Di fare questa esperienza, no? Sì, avevamo un ettarino di terra, ho buttato giù la vigna e ho piantato delle fragole. Quindi necessità ma anche la grande passione, no, per questo lavoro, sì. Quindi hai comunque dei genitori che hanno lavorato in campagna, quindi il nonno che ti ha lasciato il terreno. Il nonno. Nasce da lì quindi? Nasce da di lì. E lei aveva finito gli studi, io ho sempre avuto la passione per l'orto, il nonno è morto, la vigna non la coltivavamo più che era vecchia. È nato la piantagione della fragola. Quindi siete partiti con la fragola? Con la fragola, sì, fragola per la maggiore, però io piantavo già tutto. Un po' di zucchini, un po' di roba, pianino pianino. Adesso sei arrivato a quanti ettari complessivamente? Adesso siamo ai 6 ettari, 2 di serre. Quindi insomma è abbastanza impegnativo, impegnativo. Senti, ma io vedo che qua prima tu selezionavi, insomma c'è una tecnica e ci vuole anche l'occhio attento per raccogliere queste, cioè qua c'è l'indivia, insomma sono le varie insalate, questo radicchio di? Radicchio di chioggia. Radicchio di chioggia. Ecco, sono tutte cose che comunque al di là della coltivazione poi occorre anche l'occhio clinico per sapere raccogliere al momento giusto, no? La passione porta anche a imparare. Ogni tanto si sbaglia, questo però sì, dopo uno passa, deve guardare sempre di prendere quelli più stretti, quelli più chiusi, i più pronti, varie volte dopo. Dal campo al banco, quindi più corta di così la filiera non si può, Sì, adesso sì. E quindi cosa apprezzano, una cosa che apprezzano i consumatori? Ti dico, noi, come ti dicevo, siamo partiti praticamente da un ettarino di terra, siamo arrivati ai 6 ettari di terra. Quanti anni hai Gabriele? Sei un giovane? 39 anni. 39 anni, quindi insomma hai investito molto. Però che faccio l'orto, ero bambino così. È la passione questa. La passione per l'orto. Senti, invece lì io vedo dei cavoli, questo è ancora un po' presto per il cavolo, sì. No? Questi non sono ancora pronti, questa è la terza partita e andremo dentro fra 20 giorni, 20-25 giorni. Quindi insomma è una cosa che... Anche i finocchi è la terza partita e ci vorrà ancora 15-20 giorni anche questo. Quindi qualcuno l'ha già raccolto? Oppure sono i primi questi? No, questi devo ancora iniziare, nell'altro pezzamento di terra ho quelli che sto già raccogliendo. Senti Gabriele, allora, hai anticipato che c'era la tua compagna che insomma che adesso sta lavorando anche lei, lei dirà dai finocchi. Dai finocchi, andiamo a raggiungere i finocchi dove c'è anche la tua figliuola, no? Che anche lei mi dicevi che è una grande passione. Lei ha sempre avuto la passione, lei è nata qua con noi, la portavamo in giro con la carriola che aveva 1 anno, quindi... Li raggiungiamo allora adesso? Adesso li raggiungiamo. Va bene. Gabriele, abbiamo accennato prima alle fragole, ne abbiamo parlato prima, ma vedo che qua comunque sono state messe di mora, ne hai tantissime, anche con una bella vegetazione, perché si mettono a dimora le fragole in agosto? Primi d'agosto. Primi d'agosto e le vai a raccogliere in primavera, no? Sì. Io pianto della cima radicata.
praticamente è quella congelata, in frigo viene congelata e niente, io pianto quelle lì. E quindi tutti gli anni vanno messe Sì, di moda? io li pianto tutti gli anni, se vuoi avere il massimo della produzione tutti gli anni, e poi la pezzatura ovviamente è sempre più bella. E quindi, di secondo anno vengono più piccole, c'è più lavorazione alla fine. Quindi tu hai, tutti gli anni vengono piantate e hai diverse varietà, suppongo anche Sì. per mantenere una scalarità nella maturazione, Sì. perché tu raccogli tutti i giorni il prodotto Tutte fresco. le mattine c'è il prodotto fresco sul banco, tutte le mattine. E quindi insomma è impegnativo anche lì, eh? Beh, abbastanza, perché non ho solo le fragole da raccogliere, E anche tutto il resto. Però noi partiamo dai primi d'aprile, adesso c'è l'ombreggiante, io metà novembre, fine novembre, cavo gli ombreggianti, mi metto sui teli, chiudo e queste sono fragole protette e dai primi d'aprile io inizio a raccogliere le fragole. Questa varietà, le altre dopo vengono un po' più a scalare successivamente a questa varietà, ecco. Ah, ho capito, insomma, niente. Adesso abbiamo detto che raggiungevamo tua moglie, insomma, ci incamminiamo. Eccola qua, tua moglie Deborah con tua figlia Giulia, intenta anche lei a raccogliere i finocchi. Buongiorno Deborah, buongiorno Giulia. Buongiorno. Allora Deborah, qua insomma vedo che tutti quanti siete impegnati a partire anche dalla figliola. In questo momento cosa stai raccogliendo questi finocchi? Stiamo raccogliendo dei finocchi. Qua la stagione dei finocchi è lunga, quando si parte da quando più o meno? Noi cominciamo da inizio, metà settembre, poi dipende sempre dalla stagione. E arriviamo anche a gennaio, febbraio, giusto? Beh, insomma, si mangia fino avanti un bel po'. Poi qua siamo circondati da tante cose, i vari tipi di cavoli, il cardo, il cavolo riccio anche, che è parente di quello nero, no? Un po' meno conosciuto forse il cavolo riccio. È meno conosciuto, sì. Ma altrettanto buono comunque. Ma anche il cavolo nero fino a qualche anno fa non era conosciuto come adesso. Adesso invece ci sono tante ricette buone. C'è stata un po' l'esplosione del cavolo nero anche in virtù delle capacità e dei contenuti nutraceutici, no? Che insomma, la gente guarda ovviamente anche questo. Perché dicono proprio che fa benissimo, tra l'altro, il cavolo nero. E quindi il cavolo riccio sarà più o meno... Più o meno, sì. Le stesse proprietà. Quindi qua abbiamo tantissime cose, tu sei un elemento indispensabile non solo in campo ma anche sul banco, no? Abbiamo detto dal campo al banco. E quindi è così, è la nostra azienda, noi tutti i giorni raccogliamo e poi dopo la portiamo al punto vendita e vendiamo tutti i giorni la roba fresca di giornata, insomma. Diceva Gabriele che insomma ti ha trovato l'occupazione. Mi ha trovato l'occupazione, ma alla fine ce la siamo trovata entrambi. Beh, insomma, mi sembra un'ottima soluzione, mi sembra questa, no? Sì, sì. Poi, c'è anche il cagnetto che vi aiuta anche lui nel fare i vostri lavori. Senti, qua le cose, diciamo, voi seminate in modo graduale, no? Lo stesso prodotto ogni 10 giorni piantate. Questo così vi consente di avere sempre il prodotto fresco e da raccogliere, in modo da avere sempre la produzione fresca sul banco. Sì, perché facendo vendita diretta tutte le mattine serve sempre il prodotto fresco, quindi se vuoi averlo per il periodo più lungo, diciamo, ti tocca fare così, quindi ogni 10-15 giorni pianti sempre un po' di cavolo, un po' di radicchio, un po' di finocchio, tutte le qualità, diciamo, e dopo 10 giorni ripeti sempre quella cosa. Deborah, ma chi conduce il gioco, Gabriele o tu? Chi conduce? Allora, di la verità... Ecco, tutte e due, dice Giulia. E anche tu un po', anche tu. Anche lei. In realtà diciamo che lui gestisce più il campo e io ovviamente più il negozio. Poi dopo se lui ha bisogno in campagna io ovviamente vado e altrettanto se ho bisogno io... Poi nei momenti di punta avete anche qualcuno che vi dà una mano nella raccolta, perché è veramente impegnativo, tanti ettari di terreno e una lavorazione importante che viene fatta tutta a macchina.
E la Giulia aiuta la No, mamma. ormai cioè, da soli è impossibile, noi siamo partiti ridendo io e lui e poi adesso è diventato un lavoro serio, grande, che è impossibile starci dietro io e lui, quindi c'è qualcuno che ci aiuta per forza di certo. cose. Sì, Comunque tutti siete animati da una grande passione, a partire anche da Giulia che la vedo molto attenta, no? Che è sempre presente anche nelle Giulia è vostre sempre lavorazioni. presente, Dove siamo noi c'è anche lei. sì. Allora, magari ci spostiamo in Poi un... per il momento, poi quando sarà più grande, chissà. Chissà, Ma se avrà per il ancora... momento è sempre Ma con noi. ha iniziato bene, Ma anche nel punto vendita, cioè adesso non so se c'è qualche cliente a cui lo vuoi chiedere, ma lei si diverte a servire la gente, poi fa come noi, è uguale, dice poi cos'altro ti serve e poi, Molto poi carina. mette nei sacchetti. L'unica che le manca da pesare le cose ovviamente, che adesso beh, ha certo. 4 anni, cioè ci sta, no? e poi dico, mamma, che numero bisogna mettere? E poi io lo metto. Nella bilancia per Carina. pesare. Allora, magari adesso vediamo un'altra sezione del vostro campo perché veramente ci sono veramente tante cose, poi andiamo veramente al banco. Eh sì, Andiamo, volentieri.